19 gennaio 2023. È arrivata la tanto attesa neve. Era annunciata ed è arrivata puntuale la neve. Già dal primo pomeriggio i fiocchi hanno iniziato a cadere. Qui siamo in zona Colbettardo di Vidor. Le strade sono già bianche. L'appello delle forze dell'ordine è quello di prestare massima attenzione. Il manto stradale è scivoloso e le temperature gelide contribuiscono a formare strati di ghiaccio pericolosi. A Tarzo vigneti imbiancati, nevica un po' ovunque nelle zone collinari da Pederobba, Cornuda, Crocetta, Vidor. Molti cittadini hanno iniziato a postare le immagini della neve. In molti comuni della Marca, tra i quali Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Follina, si sono registrate piogge mista neve con temperature che oscillano tra gli 0 e i 2 gradi centigradi. Insomma, la prima neve a bassa quota di quest'anno. Queste sono le immagini che ci ha inviato Francesco Borsoi della zona di Corbanese nel comune di Tarzo. Una nevicata insistente ma non intensa, pochi centimetri di coltre bianca, hanno ricoperto la Marca e i territori della provincia, senza creare comunque troppi disagi lungo le strade. Immediatamente sono scattati anche i piani di prevenzione della provincia con lo spargimento di sale lungo le strade principali sulle arterie più frequentate.